Noi del Leo Club Agrigento Host ci troviamo oggi qui presso la parrocchieria di Nino Montana per riportare alla luce un service che da un paio di anni che non si mette in pratica, un service che tratta una tematica che a noi sta molto a cuore, una tematica delicata, per noi è grande motivo di orgoglio poter metterci al servizio di chi ne ha bisogno in questo caso. Dove c'è un bisogno c'è un Leo, noi sicuramente dobbiamo essere presenti lì dove ce ne sia la necessità. Oggi facciamo partire questa raccolta, questo service, il service Dona una treccia, dona un sorriso. Quindi chi vuole da oggi può venire a donare una ciocca dei propri capelli. Le ciocche raccolte verranno messe a disposizione di associazioni che si occupano proprio di confezionare delle parrucche da poter dare a quelle donne che per problemi, ahimè, di salute non possono più portare capelli. Quindi secondo me non andiamo a donare solo un sorriso, ma andiamo anche a dare fiducia, andiamo anche a dare coraggio a queste guerriere. Bene, per me aderire a una iniziativa così importante quando Francesco mi ha proposto questa iniziativa di raccolta dei capelli, per me era scontato partecipare. Già in passato io ho cercato di sensibilizzare la mia clientela quando c'erano i presupposti tali da poter fare questa raccolta, ho cercato sempre di sensibilizzare i miei clienti. Naturalmente in passato non avevo un'associazione di riferimento e quindi consegnavo di nuovo i capelli alla cliente e poi per questo ci dovevano pensare loro, seguendo il loro istinto su quale associazione fare la donazione. Oggi invece abbiamo questa possibilità di raccolta direttamente qua in salone e tutto è molto più semplice. Già abbiamo iniziato ad avere delle adesioni da parte di alcune clienti, delle ragazze che hanno voluto cambiare il look proprio in funzione della donazione, non così perché si erano trovate nel caso di dover tagliare, ma proprio sono venute proprio per effettuare questo cambio look, ma con l'intenzione proprio di donare questa quantità di capelli.